Molti hanno bisogno di un amore senza fine, la grazia tua su me. C'è grande bisogno di perdono e conforto, è Dio che salva. Muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Prendimi come sono, con tutti i miei timori, riempimi di te, questa mia vita che voglio dedicarti fino alla fine. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. La tua luce sia nel mondo, Re, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Gesù, la tua grazia sia sul mondo, Re, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Sono le voci, Gesù, la tua luce sia sul mondo, Re, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Sul mondo, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Cristo muove le montagne, un Dio potente Lui è, Dio potente Lui è, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Grazie Padre perché in te noi abbiamo la vittoria, Signore. Grazie Padre perché tu un giorno hai lavato le nostre vite con il tuo sangue, Padre. Grazie Padre perché in te noi abbiamo vita. Grazie perché in te noi troviamo la salvezza, Padre. E tu sei un Dio, Signore, che doni la salvezza ogni minuto, ogni istante, Padre. Grazie per questo grande dono che hai dato ad ognuno di noi, Padre. Usaci come solo tu sai fare, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi?
bello 15 anni, no? Celebrare è una festa e dobbiamo celebrare con festa. Questa mattina, mentre stavo facendo studio biblico giù, e abbiamo scoperto come il popolo giudeo voleva fare le feste, no? Se c'era qualsiasi cosa, si faceva una festa. E la Chiesa di Dio anche è chiamata a fare delle feste, no? La festa è una dimostrazione di gratitudine, la festa è una dimostrazione di riconoscere, la festa è una dimostrazione di che c'è Dio e un'azione di Dio. Perciò se c'è un compleanno, festa. Se non c'è un compleanno, scopriamo qualcosa, una festa. E così la vita, noi dobbiamo gioire sempre. Eu sempre dico, o cristiano com quel muso, com quella faccia triste non può esistere. Nós riconosciamo tante cose che Dio ha fatto nella nostra vita, riconosciamo tante benedizioni. Di essere qui, di essere stati creati, già è una grande festa. Perciò, per favore, domani, che cosa c'è domani? È festa! È festa, è 14 di marzo. Ah, mi sembra che il 14 di marzo devo celebrare un anno per... È festa! E come è bello questo? È celebrare per tutto quello che Dio sta facendo nella nostra storia. 15 anni di festa, come il pastore Sandro ha detto all'inizio, con tanta vittoria, tante sconfitte, tanti momenti bellissimi, tanti momenti difficili, ma siamo qui. E quando vedo la chiesa qua piena oggi, e possiamo cominciare a pensare, e sapete che a Conegliano ci sono circa 50 fratelli? E che un mese fa loro erano qua con noi. E adesso loro non sono qua, ma sono a Conegliano. Possiamo aggiungere 50 persone qua dentro oggi? È impossibile. Ma la Chiesa è stata chiamata anche ad andare a Conegliano. Voi sapete che martedì c'è una riunione a Verona, in modo che a Verona la nostra Chiesa possa ancora andare a Verona? Non è festa. Voi sapete che adesso c'è un gruppo della nostra Chiesa a Marghera? In questo momento. Tra poco un gruppo andrà a Padova, in questa giornata. C'è un gruppo a Cavalese che noi stiamo, tra virgolette, un po' trascurando loro, che stanno gridando appoggio. E la Chiesa che si è sparsa nel Veneto, e ieri ho ricevuto una mail, che Isaura anche io penso che ha ricevuta, di Italia che chiede un appoggio della Chiesa Battista Agape di Treviso per Italia. Cari, non possiamo fare una festa? Roberto, dove ho prosecco? Non hai portato oggi? Ma Roberto, tu non sei lo stesso. Così domani facciamo una festa perché Roberto si è dimenticato il prosecco. Ma domani possiamo, no incontro di coppia puoi portare qua e possiamo celebrare tutto questo. Ossia, noi dobbiamo ringraziare tante cose che Dio ha fatto e anche fare una autovalutazione della nostra storia. Quando abbiamo vissuto delle esperienze difficili e vedere che cosa Dio ci sta insegnando nella nostra storia, o mais importante è sapere che noi siamo una Chiesa di Dio. E una Chiesa che ha una chiamata, una Chiesa che deve avere un obiettivo, una Chiesa che deve avere delle difficoltà, una Chiesa che riconosce la presenza divina, una Chiesa che è chiamata a delle conquiste e delle profonde e grandi conquiste. È questo senso di essere Chiesa. Dio ci ha chiamato. Dove andiamo? Non lo so. È un problema di Dio. Dio ci ha chiamato. Come andiamo? Non lo so. È un problema di Dio. Dio ci ha chiamato, ma come faremo? Non lo so. È un problema di Dio. Ma noi dobbiamo stare attenti alla chiamata di Dio, è l'unica cosa che dobbiamo fare, è stare attento alla chiamata di Dio e obbedire questa chiamata. Sostegno, appoggio, capacità, quando, come, è con Dio, non è con noi. Perciò interessante anche nello studio di questa mattina, no? Quando inserire la volontà di Dio e la mia volontà. Non è soltanto inserire un'obbedienza a questa volontà di Dio, ma avere passione per quella volontà di Dio. Avere desiderio in quella volontà di Dio. Non basta dire, ok, io sono obbediente e farò la volontà di Dio. Ma non è questo. Eu devo fare con buon animo. E devo fare per passione. È questo senso che entra nella volontà di Dio. Non soltanto la parte mentale, ma anche il cuore e tutti i desideri e tutta la mia forza. È questo senso che cominciamo a vedere la strada di Dio. Io vorrei lavorare oggi, questa mattina qua,
i fratelli o senso di un sguardo di Cristo Gesù. Aprire i nostri occhi. Perché tante volte noi non riusciamo a vedere le cose che sono ovvie ai nostri occhi e noi non riusciamo a vedere, perché noi stiamo con i nostri occhi chiusi spiritualmente. Io vorrei lavorare su questo, lo sguardo di Cristo Gesù. Ma qual sguardo di Cristo Gesù possiamo dire là in Seconda Re 6,17. Ma che cosa c'entra il Re con Gesù? Gesù fa parte di tutta la Bibbia, di tutta la storia. E qua è una sfida che Eliseo ci lascia. Seconda Re 6,17. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, apri gli occhi, perché? Veda. E o Signore aprì gli occhi del servo che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Era un combattimento. Sembrava una sconfitta, ma c'era la presenza di Dio. E loro non riuscivano a vedere questo con gli occhi divini. Perciò il senso di aprire gli occhi per vedere il soprannaturale di Dio, aprire gli occhi spirituali per vedere che c'è Dio, aprire gli occhi spirituali per vedere gli angeli che sono intorno a noi, aprire gli occhi spirituali per vedere la vittoria, aprire gli occhi spirituali per vedere la speranza, aprire gli occhi spirituali per vedere che c'è Dio. Perché noi stiamo molto con i nostri occhi umani, nelle cose umane, quello che vediamo davanti a noi, e stiamo perdendo il senso di dare un passo in più, di vedere le cose per fede. È di vedere dove c'è il miracolo di Dio, è di vedere che c'è un Dio che guarisce, un Dio che fa delle cose stupende e meravigliose, è di qua che io devo aprire i miei occhi spirituali. Perciò il mio sguardo deve andare adesso a questo incontro, quello che Gesù faceva, avere un sguardo di compassione, avere un sguardo fuori, avere un sguardo verso le opportunità, avere un sguardo di passione. È questo sguardo che che Dio sta chiamando la Chiesa. Perciò tante volte noi stiamo perdendo questo sguardo di Gesù perché noi guardiamo tantissimo a noi stessi. E Geremia parla questo, Geremia 5,21. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Quel popolo di Israele stolto, perché sapevano ma non volevano vedere, sapevano tutto ma non volevano ascoltare, stavano perdendo di vivere l'esperienza con Dio, stavano perdendo di insegnare ai figli la grandezza di un Dio che agisce di fare dei miracoli. Popolo sia intelligente di aprire gli occhi spirituali per vedere quello che Dio sta facendo. In 15 anni la frase che ho sofferto di più in questa chiesa era quella frase: se la chiesa continua così morirà. Fratelli, non lo so quante volte ho ascoltato questa frase. Adesso la chiesa non andrà avanti. È la frase che più mi colpisce. Che le persone che dicono questo non credono nel Dio del soprannaturale. Le persone che dicono questo non credono in un Dio dei miracoli. Le persone che dicono questo non credono che la Chiesa è di Dio. Perciò la Chiesa è arrivata a 15 anni. La Chiesa sta crescendo. La Chiesa sta avendo delle persone che stanno si convertendo. E ho vissuto un'esperienza questa settimana che è una cosa stupenda, quello che Dio ha fatto questa settimana. La scelta di Dio verso di noi. Perciò questa frase deve uscire dalla nostra bocca. Questa frase deve essere cancellata dalla nostra bocca. Deve essere cancellata dalla nostra mente e do nostro cuore. Perché io credo che questa Chiesa è un miracolo di Dio. Perché nel momento che la Chiesa a Gerusalemme ha passato per le grandi sofferenze e persecuzioni, che cosa succede? Che quella Chiesa si è sparsa per tutto il mondo e si è moltiplicata. È Dio che permette. È Dio che agisce. E se viene questa persecuzione, alleluia, saremo dispersi qua per questo Veneto, per questa Italia, ovunque andiamo. Perché stiamo qua per predicare Cristo. E è questo senso che dobbiamo avere, questo sguardo. Perciò non possiamo avere un sguardo pessimista, cristiano pessimista, perché non conosce Gesù. A che cosa serve venire a pregare qua se io sono pessimista? Non funziona, c'è qualcosa che non collega. Se eu sono venuto a pregare qua, io ho speranza, io sono ottimista, io spero nel mio Dio, e Lui farà. Avete capito? Un cristiano pessimista viene e prega, non darà certo, non farà, non funzionerà. Sono venuto a pregare, ma non serve a niente.
um otimista, io prego, io so che succederà. Perché io spero nel Signore. E quando io conosco questo Signore, io vedrò che il Signore farà le cose grandi. E il Signore farà oltre a quello che io posso pensare e immaginare. È questo il nostro Dio. Noi non possiamo entrare nell'umanesimo, questa corrente che è entrata in Europa qualche anno fa, dove tutto è mentale, tutto è nell'umano, tutto è l'essere umano, è tutto con ragionamento. E non è così. La vita con Cristo è soprannaturale. Io vedo i miracoli giorno dopo giorno. Io percepisco che c'è un Dio che agisce. Quando le mie forze finiscono, viene un Dio. Quando non riesco più a capire, viene un Dio. Quando non riesco più a camminare, viene Dio. E quando finisce tutto, c'è Dio. E ci basta. E perciò che siamo qui. Perciò, carissimo, vorrei lavorare in questi 4 punti dello sguardo di Cristo Gesù. Marco 6,34. Come Gesù foi sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Lo sguardo della Chiesa è uno sguardo di compassione. Lo sguardo di compassione significa vedere le persone con misericordia, entrare nella miseria delle persone. Noi abbiamo un grande problema di avere un sguardo di giudizio verso le persone. E noi cominciamo a dare un timbro, quella persona è così, quella persona è in questo modo. E noi non stiamo imparando lo sguardo di compassione di Cristo Gesù, e lo sguardo di compassione di Cristo Gesù è entrare nella miseria, nella sofferenza, nel dolore delle persone. Perciò quando io vedo una persona, io devo vedere la sua sofferenza, la sua miseria e avere compassione. È lo sguardo di Cristo Gesù. Lo sguardo della Chiesa deve avere questa caratteristica, una Chiesa che abbia compassione. Noi non possiamo creare una Chiesa come un tribunale, una Chiesa che faccia giudizio. La nostra Chiesa è di misericordia verso quello che soffrono. È in questo modo che noi possiamo guarire le persone, entrare nella sofferenza delle persone e portare una misericordia, avere un sguardo che le persone non meritano, ma io sto vicino a quella persona. Quella persona ha fatto tutto sbagliato, ma se esiste quel momento di pentimento, io sono presente con quella persona, perché esiste compassione. Tante volte noi creiamo un giudizio e noi ci allontaniamo dalle persone, e così non è la Chiesa, questo è un tribunale. Ma la Chiesa veramente, la Chiesa di Dio, vede le persone come una nuova opportunità. Se la persona si pente e vuole ritornare, c'è un sguardo di compassione. C'è un sguardo di misericordia. È questo sguardo che Gesù ci insegna. Perciò avere un sguardo di guarigione, un sguardo di perdono. È in questo modo che io comincio a camminare con la vera Chiesa di Cristo Gesù. Come è il tuo sguardo? Come sono i tuoi occhi? E i tuoi occhi dimostrano quello che c'è nel cuore. O mio sguardo, ovunque sia, è compassione. Perché tutti noi viviamo nella miseria. E la Chiesa è l'unica capace di avere un sguardo di compassione e di misericordia. La Chiesa è l'unica capace di manifestare Ebrei 4,16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorso al momento opportuno. Quando io leggo questo testo di Ebrei, io comincio a pensare, come che eu posso scoprire questo trono? È nella Chiesa. È nella Chiesa. Tutti noi dobbiamo trovare questo trono di grazia. In questo trono di grazia che cosa io trovo? Misericordia. Io non ho merito, io non ho diritto, ma eu comincio a bussare questo trono perché io sto gridando per la mia necessità. Eu devo bussare questo trono e gridare, aiutami, io sono disperato, la mia situazione è di morte e di crisi, aiutami. E questo trono è nella Chiesa di Dio. Perciò quando questa Chiesa di Dio riceve questo bussare, deve manifestare la misericordia di Dio, perché la Chiesa di Dio è inondata con la grazia di Dio. Perché noi siamo quello che siamo, perché c'è la grazia di Dio in mezzo a noi. E questa grazia di Dio che deve essere manifestata in misericordia verso le persone.
E le persone stanno bussando alla nostra porta, gridando: aiutami, perché io non ce la faccio. Aiutami, perché io sono nella morte. Aiutami, perché io ho bisogno di essere guarito. Aiutami. E la Chiesa manifesta la misericórdia di Dio. È l'unico popolo che è capace di offrire misericórdia, siamo noi. È l'unico popolo che è capace di offrire grazia, siamo noi. È l'unico popolo che è capace di amare, siamo noi. La Chiesa di Cristo Gesù soltanto crescerà in questa terra se noi manifestiamo misericórdia, grazia, l'amore di Dio. Se qualcuno está gridando: aiutami, e bussa questo trono, che cosa noi stiamo facendo? Come abbiamo parlato tante volte qua, noi viviamo nella provincia più critica del suicidio in Italia. Noi viviamo nella provincia più critica della morte in Italia, della disperazione, che si chiama Treviso. Noi non è a caso che siamo in questa provincia, è perché Dio ha inserito un popolo per guarire questa provincia. Quante persone hanno desiderato la morte? E chi può offrire la guarigione? Siamo noi. Siamo noi. Quante persone hanno bussato alla porta della morte? Hanno cercato di togliere la propria vita. Disperazione. E chi può salvare questo gruppo di persone? Siamo noi. Siamo noi. Misericórdia e grazia per salvare una popolazione che non conosce l'amore di Cristo Gesù. Perciò lo sguardo di Cristo è un sguardo d'amore, è un sguardo di compassione, è un sguardo di dare un nuovo avvenire, una nuova speranza. È questo sguardo di Cristo Gesù. Perciò questo trono, sovranità, la grazia, la misericórdia di Dio, questo soccorso ao tempo opportuno, e siamo noi capaci di offrire questo. Siamo noi. Tu sei pronto? La Chiesa è pronta? Io credo che questa Chiesa è pronta. Perché se la Chiesa non fosse pronta, non era ancora qua. Questa Chiesa è pronta e noi siamo in grado. E Dio sta chiamando questa Chiesa a guarire ancora di più questo popolo. E tu sei un personaggio importante. Siamo andati con Eliano. Può darsi che andiamo a Verona la prossima settimana. Non so, ovunque andiamo, dobbiamo essere pronti per guarire le persone e avere un sguardo di compassione, un sguardo di misericordia. Noi siamo chiamati a inserire questo nel cuore delle persone, la grazia di Cristo. Se qualcuno soffre, abbraccia, prende cura, restaura nella parola di Dio e trasforma questa persona. Se qualcuno está gridando aiuto, o meu sguardo de compassione. Amém, Chiesa? Seconda caratteristica do sguardo di Cristo Gesù era o sguardo di fuori. O grande risco che noi abbiamo è quando cerchiamo di prendere le cose per noi stessi. O grande risco che noi abbiamo è quando noi pensiamo in noi stessi. Io só vado fuori prima se io penso in me. Io só vado a obbedire una chiamata se io mi sento capace di andare. Io só vado a obbedire a Cristo Gesù dopo che io mi sento preparato. Non è così che funziona. Io non posso guardare me stesso. Io guardo fuori. Perché c'è qualcuno che guarda la mia vita. E chi guarda la mia vita? È Dio. E basta. Tante volte le persone dicono: ma chi prende cura di me? È Dio. Chi mi sostiene? È Dio. Chi mi dà l'appoggio? È Dio. Chi mi dà il coraggio? È Dio. Chi mi dà la capacità? È Dio. Chi fa? È Dio. Ma io devo essere fuori, con il sguardo in obbedienza. E era questo Cristo Gesù. Se Cristo Gesù stava guardando a se stesso, dove era Lui? Sempre in cielo. Se Cristo Gesù guardava a se stesso quando era arrivato al giardino, a Getsemani, che cosa faceva Gesù? Meu Padre, questo cálice no. Eu ritorno a te. E Cristo Gesù è rimasto in obbedienza per te, per me, per noi. E che cosa noi stiamo rispondendo a questo amore di Cristo Gesù? In silenzio, zitto, non guardando fuori le opportunità. In silenzio, zitto, dentro della mia casa, nel mio conforto e consolo per me stesso. Non è in questo modo che io rispondo a quella meravigliosa grazia e l'amore di Cristo Gesù. Meu sguardo è dare l'opportunità agli altri fuori. È uscire di questa zona di conforto, di consolo per me stesso, di questa sicurezza in me stesso, è andare fuori a vivere l'esperienza con Cristo Gesù. Perciò che Gesù aveva questo sguardo fuori.
nós estamos perdendo o senso de questa intimidade com Deus, nós estamos perdendo o senso de haver aventura com Deus, nós estamos perdendo o senso de caminhar em qualcosa sconosciuta com Deus. É sempre stato così. Se nós leggiamo a história de Paulo, de Pietro, de qualsiasi personagem bíblico, loro eram sempre sorpresi de uma nova aventura com Cristo Jesus. E tante volte nós stiamo perdendo questo senso. Quando abbiamo messo piede a Conegliano, no? E adesso cominciare na chiesa di là, allontanare 30-40 membri di questa chiesa a Conegliano, che cosa succederà? Pastore, la chiesa può rischiare. Non importa, è con Dio. E adesso 50 persone in un culto, 11 bambini, 13 bambini in un culto. E la chiesa crescendo e si moltiplicando. È un'avventura nel soprannaturale di Dio. Sono le cose in questa terra. Io perco la gioia. Perché le cose di questa terra finiscono. Se la mia motivazione sono le cose eterne, non esiste problema, neanche una barca, neanche una macchina, neanche un appartamento, neanche. Perché sono le cose eterne. E nelle cose eterne nessuno può toccare. Perciò la mia motivazione è Cristo Gesù nell'eternità. Io sono mosso per questa eternità. Leggiamo questo brano. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Fissando che cosa? Mio sguardo dove sono? In Cristo Gesù. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché voi, perché non vi stanchiate perdendovi di animo. Che cosa ci insegna questo testo? Dov'è la mia motivazione? Dov'è il mio sguardo? É Jesus. Mas é interessante que o texto não diz que é só em Jesus meu sguardo. É sulla croce. Mas é interessante que o texto não fala só tanto Cristo Jesus e la croce. É la sofferenza. Perciò la mia motivazione, il mio sguardo di passione, il mio sguardo di compassione, il mio sguardo di amore è la sofferenza di Cristo Gesù sulla croce. Io posso essere perseverante se o meu sguardo è Cristo Gesù sulla croce che soffre. Perché se io non riesco a vedere la sofferenza di Cristo Gesù sulla croce, io mollo in qualsiasi momento, la mia gioia non esiste, o meu sguardo esiste quando io riesco a vedere la sofferenza di Cristo Gesù sulla croce per me. Quando o meu sguardo è di là, adesso c'è compassione, adesso c'è amore. Adesso c'è misericórdia, adesso c'è passione per Cristo Gesù, adesso c'è un sguardo fuori, non a me stesso, adesso sì il mio sguardo è nel punto giusto. Chiesa Battista Agape di Treviso, che il vostro sguardo, che il nostro sguardo sia la croce di Cristo Gesù, la persona di Gesù su quella croce e il dolore e la sofferenza di Cristo su quella croce. È l'unica motivazione eterna per la nostra vita. Tutti gli altri finiranno, ma questa motivazione è eterna. Amen, Chiesa? Può darsi che saranno più altri 15 anni, non lo so. Può darsi che tra 2 giorni Cristo arriverà e io andrò in cielo con la motivazione in Cristo Gesù, con lo sguardo di passione. Può darsi che saranno gli altri 15 giorni, io non lo so, ma l'unica cosa che io lo so, mentre io vivo in questa terra, o mio sguardo è la croce, la sofferenza di Cristo Gesù. Amém? Possiamo pregare adesso per la nostra Chiesa? Chiesa, apri gli occhi verso la potenza soprannaturale di Dio. Io vi sfido in questo momento a pregare inginocchiati. Perché inginocchiarsi che cosa significa? Umiliarsi, dipendere, è solo con Dio. Inginocchiarsi non significa fare un atto religioso, non è questo. Sto mi inginocchiando perché io non ce la faccio. È solo con te, Dio. Io mi sto umiliando davanti a te. Io sfido la Chiesa, quelli che possono, a inginocchiarsi, a rendersi umili davanti al nostro Dio.
Nostro Padre, ti ringrazio, Padre, la potenza di un ginocchiarsi. Cristo Gesù ci insegnò questo. Tante volte pensiamo che non serve, basta il mio cuore. Ma serve. Perché quando inserisco i miei ginocchi per terra e la mia faccia per terra, Padre, eu estou dizendo que voglio umilhar-me davanti a te, perché tante volte il mio sguardo non era verso di te. E ora, Padre, eu me umilho davanti a te per chiederti perdono. Ritorna nel mio cuore, nella mia mente, nella mia passione, il desiderio per te. Un sguardo di Cristo Gesù nel mio cuore e nella mia vita. E ora prego, Padre, la tua Chiesa, che è inginocchiata, guarisce, lavora, trasforma, e che possa continuare a essere mossa, Padre, di questo sguardo di Cristo Gesù, che possa vedere le opportunità di parlare della tua grazia, che possa avere uno sguardo di compassione e misericordia, che possa avere, Padre, uno sguardo con passione in te, che possam brillare gli occhi, oh Padre, verso l'opera tua, il tuo grande amore. Riempi, oh Padre, ogni cuore qua, oh Padre, con questo tuo sguardo. Fortifica la nostra vita, Padre. E che questa Chiesa continui a essere conosciuta come la Chiesa dove il tuo nome è glorificato. E che le persone possano dire che in questa Chiesa c'è un Dio, il Dio di Israele. Il vero e l'unico Dio è con noi e è in mezzo a noi. Benedici la tua Chiesa, Padre, e che per il futuro questa Chiesa possa stare più unita ancora in servirti, oh Padre, in glorificare il tuo nome e manifestare tua grazia e misericordia. Ti ringrazio, oh Padre, per tanti talenti e doni spirituali che tu ci hai concesso, in modo che possiamo continuare a fruttificare, a manifestare dei frutti spirituali, a prosperare alla tua gloria. Arricchisci, oh Padre, la tua Chiesa con le avventure spirituali, in modo che possa conoscere la grandezza tua, il tuo grande Dio, il tuo grande amore, il grande Dio che sei tu. Grazie, oh Padre. Nel nome di Gesù, benedici la tua Chiesa, oggi e sempre. Amen, Signore. Amen. Amen, fratelli e sorelle. Dio vi benedica.